Marcello Angeleddu, hai fatto uno scatto incredibile al triplice fischio dopo che Coco ha segnato il 2-0, che significa il Monastir in Serie D. Sì, era anche un momento particolare perché, se parliamo di calcio, era il momento in cui non mi aspettavo, stavo già pensando a come gestire i 2 tempi supplementari. E quindi questo rigore dubbio, onestamente dubbio, è cascato in quel momento e penso sia stato un segno, dai, ce lo prendiamo e ce lo godiamo. Poi ho scattato e mi sono stirato. Esatto, tu hai detto pensavi al supplementare, però di fatto hai fatto una mossa che poteva e ha sparigliato le carte, perché l'hai chiusa con 4 punte, perché ci credevi intanto di poter chiuderla. Perché ci stavano prendendo a campo i ragazzi e in quel momento avevo bisogno di dare un segnale emotivo, portare giocatori offensivi. Questo è troppo forte. Questo è il mio uomo. Tutto suo. Tutto vostro, lascia stare. Belle cose. Marcello, forse proprio i contatti con i giocatori, ti ho visto abbracciare il capitano e tutti gli altri, li ringraziati uno per uno. Questo è quello che è il calcio, il bello del calcio, al di là proprio del risultato. Abbiamo vissuto una cosa fuori logica, perché è stata una stagione particolarmente difficile, quindi il mio è un compito stimolante, anche facile per certi versi, perché comunque io ho un gruppo di ragazzi veri, di uomini, gente che è venuta e mi ha dato tutto fino all'ultimo giorno, quindi ha creduto nel lavoro. Questa cosa è merce rara ormai, sai, a volte si dice le nuove generazioni, no, invece io ho allenato gente con dei valori. Però Marcello, se non c'è una proposta di lavoro seria e uno staff serio, la squadra poi si stacca. Invece... No, infatti la differenza qua, diciamo che c'è stata l'amalgama nella difficoltà. Nella difficoltà tra staff e giocatori si è creata un'amalgama. Ci sono naturalmente nei gruppi, ci sono i giocatori che fanno più da traino, quelli che invece devono essere trainati, che sono dinamiche normali. Diciamo che ognuno ha svolto bene il suo compito, al di là del risultato finale, perché poi sai bene che se non ci dà il rigore e perdiamo i supplementari o i rigori, obiettivo non raggiunto, passiamo pure come gli scarsi. E Angeleddu senza panchina. Probabile Angeleddu senza panchina, anche quello, certo. Sono tutte dinamiche che fanno parte del calcio, un po' del bar e un po' dei gruppi WhatsApp, dove si parla molto ma poi non si fanno le cose vere, quelle di campo. Marcello, chiudiamo un cerchio, cioè avete iniziato la stagione col taloro, un rigore sbagliato da Coco che poteva dare la prima vittoria stagionale, e la chiudete col rigore segnato da Coco. Sì, no. Penso Coco ne ha tirato tanti rigori anche in stadi più importanti e oggi ha battuto un rigore importante che ci ha regalato una grande gioia, e sono felice perché ha regalato una grande gioia a tutti noi, a tutto un paese che oggi siamo felici di averlo visto compatto e numeroso al campo a dare qualcosa ai ragazzi, perché spero che sia uno stimolo anche per portare avanti questo rapporto. La fortuna di avere la panchina di fronte alla tribuna, no? Che ti sei goduto, no? Sì, me li sono visti tutti oggi. Ho visto che anche a un certo punto si smetteva di cantare, ma c'è un percorso dietro. Noi abbiamo iniziato, io la prima qua in casa l'ho fatta con la Gialetto l'anno scorso in Coppa, e probabilmente i tifosi che sono venuti qua non erano tanto contenti per determinate scelte che ho fatto, perché dovevamo rinnovare e dare un'impronta, e ci troviamo a quanto? 1 anno e 8 mesi di distanza, 1 anno e 10 mesi di distanza a andare a giocare in Serie D con una doppia promozione ottenuta con numeri che è anche inutile, perché per tutto l'anno ne abbiamo parlato, ma sono numeri che poi non contano solo quando purtroppo il limite è che questi numeri contano solo quando poi raggiungi il risultato, la vittoria. Marcello, chiuderò e ti chiedo la cortesia se potrò intervistare il tuo staff, perché tu l'hai sempre tenuto in grossissima considerazione. No, non in grossissima, sono loro che hanno tenuto in grossa considerazione me. Ci tengo anzi che oggi compaia qui la loro faccia, e voglio che si prenda la scena il mio staff, che è uno staff di professionisti, è il mio orgoglio, è la mia fortuna, e adesso li chiamerò e verranno a mettere loro la faccia, perché si devono prendere la scena e i meriti di un lavoro svolto da grandi professionisti. Grazie Marcello, tantissimi complimenti. Grazie.